Madrina eccezionale, il sindaco di Rovigo, Valeria Cittadina. Allora lei fa da madrina a questa attività che fa rinascere questa piazzetta. Piazzetta che nei vostri progetti rinascerà in che maniera, sindaco? Beh, nei nostri progetti c'è sicuramente la voglia di rilanciare questo importante luogo della città, deputato proprio al commercio. Oggi partiamo da qui con gli amici Marco, Milan ed Elena che stanno producendo, loro sono di Grignano, e stanno presentando oggi qui un prodotto importante con una pasta fatta con l'orzo. È presente anche Stefano Callegaro, che è uno chef importante che ha vinto anche Masterchef, e poi c'è anche una nutrizionista. Sono curiosa di ascoltare dalla nutrizionista i valori positivi, l'importanza di consumare insomma questo tipo di cereale, e quindi complimenti a questi giovani perché hanno una capacità di reinventarsi e di proporre cose buone per il territorio. Sono rodigini, quindi oggi è veramente una giornata positiva. Abbiamo scelto l'orzo perché uno non ce n'è in giro di orzo, e in più la salubrità del prodotto. Sorgerà una malteria importante, allora io fra pochissimo, cominceranno i lavori fra poco. Diventerà la nuova Baviera il Polesine? Potrebbe? Potrebbe anche essere. I prodotti di Marco hanno ottime proprietà nutrizionali, sono ricchi di fibra, infatti su 100 grammi ci sono 5 grammi di fibra, e sono anche ricchi di proteine per essere appunto un alimento ad alto tasso di carboidrati, in quanto hanno 10 grammi di proteine. La loro peculiarità appunto sono le proprietà nutrizionali dovute al fatto che la fibra garantisce sazietà durante tutta la giornata, modula l'assorbimento del glucosio e regolarizza il transito intestinale. La qualità, qua stiamo parlando di un'azienda agricola che fa della qualità la sua cifra. La qualità paga ancora? La qualità paga sempre. Senza la qualità non c'è sviluppo, non c'è progresso. Un prodotto mediocre ha i giorni contati. Questo sempre. Un prodotto di grande qualità ha bisogno di essere conosciuto, ha bisogno di essere divulgato, però poi quando si incontra la qualità la si riconosce di solito. Il Veneto è una grandissima risorsa enogastronomica e di grande tradizione. Purtroppo il Veneto paga da sempre il prezzo della poca valorizzazione sia del territorio che delle sue eccellenze.